serve molta della vostra immaginazione e abbiamo pensato di dare un tributo, visto che quest'anno è stato un anno funesto per il teatro femminile. Ci hanno lasciato varie attrici, la Maria Giamelato, la Stella Falco, Franca Rame, e noi facciamo un tributo a Franca Rame. E perché faccio io vesti di una donna? È per il semplice fatto che la sono sposato, quindi non pensate male. Noi siamo molto democratici, siamo andati a estrazione, il ruolo era molto ambito e quindi è toccato a me. E poi vi presento altre persone. Bene, possiamo iniziare, dico solo che come in un teatro che si rispetti noi abbiamo il Gobbo che sta già facendo il cretino con vai là, abbiamo il Gobbo come in un teatro che si rispetti, ovviamente, occhio bambini che è pericolosissimo il Gobbo, qui qua, perfetto. Poi abbiamo tanti altri aiutanti e abbiamo un sipario. Detto questo, se siamo tutti pronti si può iniziare. Siamo pronti? Sto cretino del Gobbo deve suggerire a me e non al pubblico. Di qua, sei pronto? Scusatelo ma ragazzi, non è così, cioè normale. Ce l'abbiamo fatta. Il bambino della mamma, la giacchetta della mamma, la borsetta della mamma, la chiave. Dove ho messo la chiave? Tutte le mattine il dramma della chiave. Devo cercare la chiave per l'unico incontro che ho. Calma, stiamo calmi. Cerchiamo di ricostruire tutto quello che ho fatto ieri sera. Sono arrivata a casa e Luigi non c'era. Ho aperto io la porta. Il bambino nel braccio destro, la borsetta e la giacchetta nella mano sinistra con la chiave. La borsetta e la giacchetta le appoggio qui, il bambino nella culla, torno fuori a prendere le borse della spesa, sempre con la chiave in mano, il cartaceo del latte sotto l'ascella, appoggio le borse qui e il latte lo metto nel frigorifero. Vuoi vedere che nel frigorifero ci ho messo anche la giacchetta? Nel portafoglio non c'è neanche il portafoglio. In compenso c'è il detersivo al limone per la lavastoviglie, che è giusto perché il limone va sempre nel frigorifero, altrimenti va a male. Ma se ho messo il detersivo nel frigorifero, puoi vedere che ho messo il latte nella lavastoviglie? Non c'è. Dove ho messo il latte? Sul pentolino. Su gas, sì, per la mamma del bambino. Tanto è vero che per avere le mani libere per aprire il cartoccio del latte mi sono messo la chiave tra i denti e mai saprò perché ho messo la chiave tra i denti e non sul tavolo. Quindi prendo il pentolino, verso il latte nel pentolino per la pappa del bambino, accendo il pentolino, accendo il bambino, volevo dire accendo il latte e accendo il gas. Lascio il latte lì sul fuoco e vado a sfasciare il bambino, nel senso che gli tolgo le facce. E quindi prendo il bambino, lo appoggio qui sul tavolo, no, col bambino sempre in mano vado all'armadio. Nell'armadio c'è la bacinella per il bagno, per fare il bagnetto al bambino. Appoggio qui la bacinella, cerco il bambino, non c'è più il bambino, ho perso il bambino, no, non ho messo il mio bambino, nel frigorifero, no, nella lavastoviglie, no, nell'armadio. Nell'armadio. Avevo messo il bambino nell'armadio. Meno male che si è messo a piangere, altrimenti chissà quando l'avrei trovato. Povero bambino. Ho preso uno spavento tale che mi sono precipitato a bere un bicchiere d'acqua. Ho ingoiato la chiave. Già, se ce l'avevo tra i denti. Non posso averla ingoiata, la mia chiave è al buco, avrei fischiato tutta notte e Luigi mi avrebbe fatto una scenata. Dov'è la chiave? Calma, andiamo avanti. Quindi
prendo una bacinella, la metto d'acqua calda per il bagno del bambino e prendo il bicarbonato che io ci metto sempre 2 cucchiai per il bagno del mio bambino. Magari chiusa qua dentro. Zucchero. Chi ha messo lo zucchero nel barattolo del bicarbonato? Chi ha messo il bicarbonato nel barattolo dello zucchero? Ma quanti giorni sono che faccio il bambino con lo zucchero? Ecco perché la suora mi ha detto: non possiamo mai portarlo all'aperto. Tutte le volte che lo portiamo fuori, abita la brogna mosche e gli volano addosso. Povero bambino. E Luigi, la scenata che mi ha fatto per il caffè, ci avevo messo il bicarbonato. Certi rutti. Ma la chiave. Che scena. Ho sbagliato tutto. Sì, io non l'ho mai tirata fuori la chiave dalla coppa. Perché mentre facevo il bagno al bambino sentivo Luigi che ravanava perché voleva entrare in casa, ma non riuscivo perché la chiave era nella toppa. E allora lui ravanava, stava tirando certi santi, sono corso alla porta, ho tolto la chiave e lui è entrato. E a quel punto la chiave ce l'avevo in mano. E poi non ce la farò mai, sicuro. Dal nervoso me l'ha presa lui e l'ha messa nella tasca. La sua giacca. La chiave. Che nessuno. 7 e 10. Dai che ce la facciamo. Il bambino della mamma, la borsetta della mamma, la giacchetta della mamma, il tesserino del tram. Il tesserino del tram. Lo so dove il tesserino del tram, lo so. Il tesserino del tram. Ecco. Bello il mio tesserino. 6 buchi di andata, 6 buchi di ritorno. Chi ha bucato così il mio tesserino del tram? 6 buchi. Ma che giorno è oggi? È domenica! Domenica! E tu non mi dici niente! Io volevo andare a lavorare anche di domenica! Sono pazza! È domenica! E di domenica non si lavora! Di domenica si viene a Ciriano alle 24 ore o si sta a dormire! E ora vuoi dormire? Io adesso voglio fare un sogno in cui tutti i giorni è domenica! Tutta una vita di domenica è scoppiata la domenica eterna! Non ci sono più gli altri giorni della settimana. Lunedì impiccato, giovedì fucilato, venerdì pranzismo con gli amici, no, affettato. Sì, tutta una vita di domenica. Qui a giocare alla 24 ore seriale. E io ora voglio solo dormire e sognare.